Mister, anche questa prova superata? Sì, diciamo che penso sia stata superata in modo abbastanza egregio, la partita è stata dura sicuramente, ma nel primo tempo abbiamo fatto vedere che le padrone di casa eravamo noi e abbiamo costruito le 2 occasioni da gol e altre occasioni, meritando secondo me il 2-0. Secondo me il secondo tempo poi dopo ci siamo un po' abbassate e lì abbiamo creato i pericoli per la nostra difesa, in effetti, subendo il rigore che peraltro mi sembra anche giusto, quindi dopo però abbiamo reagito, siamo riusciti a reagire bene, abbiamo trovato il terzo gol sul rigore e abbiamo legittimato, diciamo, il risultato durante la partita. Una formazione, quella del Tavagnacco, che sta sempre di più assorbendo i schemi di Mister Rossi. Ma diciamo che pur avendo la problematica delle nazionali, cioè delle ragazze che giocano in nazionale che per esempio nell'ultimo periodo sono state via 10 giorni, diciamo che le ragazze si stanno esprimendo abbastanza bene, quindi mi auguro di aver tempo per lavorare insieme, un po' di tempo in più per lavorare insieme e per poter automatizzare, sincronizzare determinati movimenti, determinati schemi di gioco.